Darei da segretario ancora per poco? Segretario provinciale della Lega o non lo sa? Beh, intanto la carica c'è ancora, quella di segretario provinciale. Sì, la carica di segretario c'è ancora adesso. È compatibile il consigliere regionale, ma non segretario. Consigliere regionale. Direttori, che discorsi No, fa? nel senso che Darè aveva detto, mi pare, che se veniva eletto sindaco avrebbe lasciato l'incarico da segreteria. Questo sembra che avesse detto. Ma mi sembra affermazione molto azzardata. Penso che sia stata detta in un momento così. D'ufficio Gian Antonio Darè resta segretario, ancora tanto meglio. Ma noi abbiamo, tanto meglio in questo caso. Noi abbiamo i congressi, siamo un movimento serio, ci sono delle scadenze, eccetera. Tony Darè è segretario provinciale della Lega. Appunto, io dico, spero che rimanga per tanti anni di segretario... e farà bene il segretario e anche il sindaco. Posso una cosa, perché qui parliamo sempre di elezioni regionali il prossimo anno. Vorrei ricordare che il prossimo anno ci sono anche le elezioni al Comune di Venezia, che è molto importante. Allora, molto probabilmente ci sarà da vedere un po' tutta la situazione. Allora, vuole sapere il titolo del talk di domani sera che faremo? Glielo dico. Mi dica. 2010, la Lega alla conquista di Venezia. Domani sera ne parliamo, De Piccoli. Palazzo Balbi? Allora, Darè, dalla sua posizione di segretario provinciale della Lega Nord, Palazzo Balbi, Cafarsetti, dove fa la Lega? Ma credo che è chiaro che la regione è la regione, però tutto questo passa, diciamo, non certo per i tavoli provinciali, passa su tavoli molto più alti, che sono di Bossi, di Berlusconi e quant'altro. È chiaro che la Lega rivendica magari la candidatura, però ripeto, sono cose che vengono definite al di là e al di sopra, poi c'è un anno davanti, un anno in politica di questi tempi è molto molto lungo. E quindi è chiaro, la Lega si presenta le sue credenziali, ha fatto così, è venuto fuori sicuramente da questo confronto elettorale con le europee e con le amministrative molto molto in salute, e questo fa ancora così, dà ancora più possibilità e più vigore. Però ripeto, c'è il tavolo nazionale, c'è il federalismo, ci sono tutte queste cose che vanno di pari pari con la politica anche del territorio. È chiaro che in questo momento c'è un vento favorevolissimo al centrodestra, alla Lega, al centrodestra, però il vento prima o poi si placa e quindi bisognerà fare i conti con le realtà, con le difficoltà del Paese, che sono sicuramente l'occupazione e quant'altro. Quindi siamo calmi, tranquilli, godiamoci sicuramente questo momento felice. E poi... Mestriner, manca proprio un minuto al termine, sia a Mestriner che a Darè. La prima cosa da sindaco che farà domani? Beh, intanto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa vittoria, e poi da subito bisogna scorzare e affrontare da subito il problema della viabilità e della contrattazione con Veneto Strade sul casello e sul passante autostradale. Aggiungo anche che quando un candidato come il candidato di centrosinistra prende quasi il 50% dei voti, dobbiamo anche farci carico delle ragioni che ha avuto il centrosinistra in questa campagna elettorale, quindi non solo essere il sindaco, non sarò il sindaco e noi non saremo l'amministrazione di coloro che ci hanno votato, ma di tutti i cittadini di Scorzè. Darè, domani? Ma domani mattina alle 7:30 vado in cantiere a San Giacomo, c'è una scuola elementare infinita, voglio capire se riusciamo a inaugurare questa scuola per il prossimo anno scolastico, e questo è il mio primo impegno da sindaco. Stavo dicendo da candidato al sindaco. E il consiglio addio, il consiglio regionale ovviamente. Il consiglio regionale addio è una cosa che effettivamente mi dispiace, perché era un modo per stare vicino ai nostri sindaci, al territorio, è stata una grandissima esperienza per me, mi ha dato modo di crescere, però mi sono dedicato alla mia città e sono contentissimo di essere diventato sindaco.